Figlio mio, oggi ti invito a riscoprire il tuo valore interiore. In ogni tuo respiro, in ogni battito del tuo cuore, c'è una scintilla di divinità. Non dimenticare mai che sei stato creato a mia immagine e somiglianza, la tua essenza è pura e preziosa. Ti ho dotato di talenti unici e di una luce che nessun altro possiede. Quando ti guardi allo specchio, riconosci la bellezza che ho posto in te, perché sei un capolavoro della mia creazione. Voglio che tu sappia che la tua vita ha uno scopo e un significato profondo. Le sfide che affronti non definiscono il tuo valore, piuttosto, sono opportunità per crescere e affinare la tua anima. Ogni volta che ti senti insicuro o inadeguato, ricorda che la mia amorevolezza ti avvolge e ti sostiene. Sei amato incondizionatamente, esattamente per chi sei. Non lasciare che le opinioni degli altri ti influenzino, il tuo valore non è determinato da ciò che gli altri pensano di te. La vera misura del tuo valore risiede nel tuo cuore e nella tua fede. Ricorda che, anche nei momenti di oscurità, sono con te, pronto a guidarti e a illuminare il tuo cammino. La luce dentro di te è sempre presente, anche quando sembra offuscata. Ti incoraggio a scoprire e abbracciare le tue passioni, a seguire i tuoi sogni e a credere nel tuo potenziale. Ogni passo che fai verso la realizzazione di te stesso è un atto di coraggio e di amore verso la vita che ti ho donato. Non aver paura di brillare e di mostrare al mondo la tua autentica essenza. Sii gentile con te stesso e permetti al tuo spirito di fiorire. La vita è un viaggio di apprendimento e crescita, e ogni esperienza, anche quelle difficili, contribuisce a scolpire il tuo carattere e a rafforzare la tua anima. Abbraccia i tuoi difetti, perché sono parte della tua unicità. Ricorda che il tuo valore non diminuisce mai, è eterno e inalterabile. Infine, ti ricordo che sei circondato da amore e benedizioni. Non sei mai solo, e ogni volta che ti senti perso, rivolgiti a me. Sono qui per ascoltarti, per guidarti e per aiutarti a riscoprire la meraviglia che sei. La tua vita è un dono, e tu meriti di viverla appieno. Riscopri il tuo valore interiore e lascia che la tua luce brilli nel mondo. Io sono qui per guidarti nel cammino della vita, e voglio parlarti della forza del perdono e della guarigione. Ti invito a lasciare andare il peso delle ferite passate, perché il perdono è un dono che fai a te stesso. Quando perdoni, liberi il tuo cuore e la tua anima. Ricorda che non sei solo, Dio ti sostengo in ogni passo del tuo percorso. La guarigione inizia quando decidi di abbracciare il perdono. Non importa quanto profonda sia la ferita, io sono qui per aiutarti a trovare la forza necessaria per superarla. Ti incoraggio a guardare dentro di te e a riconoscere il potere che hai di liberarti dal dolore. Ogni volta che scegli di perdonare, stai aprendo la porta alla guarigione. Non dimenticare che il perdono non significa dimenticare, ma piuttosto liberarti dalla catena che ti tiene legato al passato. Io ti invito a capire che la vera forza risiede nella tua capacità di lasciare andare. Ogni atto di perdono è un passo verso la tua libertà interiore. Ti ricordo che il perdono è anche un atto di amore. Amare gli altri, e soprattutto te stesso, è fondamentale per la tua crescita. Quando perdoni, non solo guarisci te stesso, ma crei un ambiente di pace attorno a te. Le tue relazioni si arricchiscono e la tua vita diventa più luminosa. In questo processo di guarigione, ti esorto a prenderti il tempo necessario. La strada del perdono può essere lunga e tortuosa, ma io sono sempre al tuo fianco. Ogni passo che fai verso il perdono è un passo verso la luce. Non avere paura di affrontare le tue emozioni, esse sono parte integrante del tuo viaggio. Ti prometto che, con il tempo, vedrai i frutti del tuo lavoro.
La guarigione porterà con sé gioia, serenità e una rinnovata forza interiore. Lascialo avvenire dentro di te, permetti al potere del perdono di trasformare la tua vita. Ti invito a confidare nel mio amore e nella mia guida, perché insieme possiamo superare qualsiasi ostacolo. Ricorda che ogni giorno è un'opportunità per ricominciare. Non importa quante volte hai bisogno di perdonare, io sono qui per sostenerti. La forza del perdono è un dono che ti fa crescere e ti arricchisce. Accogli questa forza e lascia che ti conduca verso una vita piena di pace e armonia. Sii gentile con te stesso mentre percorri questo cammino. La guarigione richiede pazienza e cura, ma ogni sforzo sarà ripagato. Ti amo incondizionatamente e voglio che tu sappia che sei degno di una vita piena di gioia e serenità. Abbraccia il potere del perdono e permetti alla tua anima di fiorire. Figlio mio, ti dico che ogni giorno porta con sé nuove opportunità, e io sono qui per guidarti verso di esse. Abbi fiducia, poiché le benedizioni che ho preparato per te sono immense e inimmaginabili. Sappi che ogni porta che si chiude è il segno che ne aprirò una migliore per te. Non temere, perché io sto tessendo un piano meraviglioso nella tua vita. Quando ti senti perso, ricorda che io sono il tuo faro. Le nuove opportunità sono sempre intorno a te, a volte è solo necessario aprire gli occhi e il cuore per vederle. Non lasciarti scoraggiare dalle difficoltà, esse sono solo il preludio alle benedizioni che ti attendono. Ogni sfida è un'opportunità di crescita e rinnovamento. Io ti invito a sognare in grande, perché ho in serbo per te cose straordinarie. Le benedizioni arriveranno nel momento in cui meno te le aspetti. Abbi fede nel processo e nel tempo che ti ho dato. Le mie tempistiche sono perfette, e ogni passo che fai verso di me è un passo verso il tuo futuro luminoso. Ricorda che il tuo cuore è un terreno fertile per le mie promesse. Pianta i semi di speranza e gratitudine, e vedrai fiorire meraviglie nella tua vita. Le nuove opportunità si presentano a coloro che sono pronti a riceverle con un cuore aperto e una mente libera da paure. Io sono il tuo sostegno, e ti incoraggio a credere in te stesso. Ogni talento, ogni dono che ti ho dato è una chiave per aprire le porte delle benedizioni. Non sottovalutare mai il tuo valore, sei un essere unico e prezioso ai miei occhi. Le opportunità che ti invierò richiedono il tuo coraggio e la tua determinazione. Vivi nel presente, perché è qui che le mie benedizioni si manifestano. Non rimuginare sul passato né temere il futuro, ogni giorno è un nuovo inizio, un'opportunità per ricevere ciò che ho preparato per te. La tua vita è un viaggio, e ogni tappa è piena di potenzialità. Infine, ricorda che io cammino sempre al tuo fianco. Le nuove opportunità arriveranno quando meno te lo aspetti, ma tu devi essere pronto a coglierle. Abbi fede in me e nel percorso che hai davanti. Le benedizioni stanno per arrivare, e io sono qui per guidarti verso di esse. Figlio mio, ricorda che la tua fede è la luce che illumina il cammino nelle tenebre. Quando ti senti smarrito, sappi che io sono sempre con te, pronto a guidarti. La fede è il ponte che ti connette a me, e attraverso di essa puoi superare ogni ostacolo. Non temere le sfide che incontri lungo il tuo percorso, perché ogni difficoltà è un'opportunità per rafforzare la tua fede. Io sono la tua roccia, e con me al tuo fianco, nulla è impossibile. Abbi fiducia in me e nel piano che ho per te. Ogni passo che fai con fede ti avvicina di più alla tua guarigione. Quando il mondo ti sembra opprimente, ricorda che la tua fede è un rifugio sicuro. In momenti di prova, chiama il mio nome e io risponderò. La tua fede può muovere montagne e trasformare il dolore in speranza.
Non sottovalutare mai il potere della tua fede, perché essa è la chiave che apre le porte della restaurazione. Ti invito a coltivare la tua fede ogni giorno, attraverso la preghiera e la meditazione. È in questi momenti di connessione con me che troverai conforto e forza. Sappi che ogni volta che ti affidi a me, stai seminando semi di guarigione nel tuo cuore. Non sei solo nel tuo cammino di recupero. La tua fede non solo ti sostiene, ma ispira anche coloro che ti circondano. Sii un faro di luce per gli altri, mostrando loro che la fede può trasformare le vite. La tua storia di recupero è una testimonianza del mio amore e della mia grazia. Quando ti sentirai scoraggiato, ricorda che io sono il Dio che rinnova le speranze. Ogni giorno è un nuovo inizio, e con la tua fede puoi scrivere un capitolo meraviglioso nella tua vita. Abbraccia il potere della fede e lascia che essa ti guidi verso la restaurazione completa. Ti amo con un amore eterno, e la tua fede è la chiave che apre il cuore del mio piano per te. Non dubitare mai della mia presenza, anche nei momenti più difficili. La tua fiducia in me porterà frutti abbondanti e ti condurrà verso la pienezza della vita che ho preparato per te. Cari figli, io sono con voi in ogni momento di cambiamento e rinnovamento. Vi invito ad abbracciare le trasformazioni della vostra vita, poiché esse sono parte del mio piano divino per voi. Non temete il nuovo, perché ogni cambiamento porta con sé opportunità di crescita e di rinascita. Ricordate che io sono il vostro rifugio nei tempi di incertezza. Quando vi sentite persi, guardate dentro di voi e trovate la forza che ho piantato nel vostro cuore. Ogni giorno è un nuovo inizio, una tela bianca su cui potete dipingere la vostra storia. Non abbiate paura di lasciare andare ciò che non vi serve più, il rinnovamento spesso richiede sacrifici, ma vi porterà verso un futuro luminoso. Io vedo il potenziale che avete, anche quando voi stessi non lo vedete. La mia luce brilla in voi e vi guida attraverso le tempeste. Ogni cambiamento che affrontate è un'opportunità per scoprire la vostra vera essenza e il valore che possedete. Abbracciate le sfide, perché esse vi plasmano e vi rendono più forti. Fidatevi del processo, perché io sono il maestro dell'universo e ho un piano per ciascuno di voi. Anche quando il cammino sembra difficile, ricordate che ogni passo vi avvicina alla realizzazione del vostro scopo. Il cambiamento può sembrare spaventoso, ma è anche un segno della mia presenza attiva nella vostra vita. Siate aperti alle nuove esperienze e alle benedizioni che stanno per arrivare. Io vi invito a sognare in grande e a credere che meritate il meglio. Ogni giorno è un'opportunità per reinventarvi e per esplorare nuovi orizzonti. Non lasciate che la paura o l'incertezza vi trattengano, io sono qui per sostenervi e guidarvi. Quando vi abbandonate al cambiamento, scoprite la bellezza del rinnovamento. La vita è un ciclo di alti e bassi, ma ogni fine è anche un nuovo inizio. Siate pronti a ricevere le meraviglie che ho in serbo per voi e ricordate che io sono sempre al vostro fianco, anche nei momenti di transizione. Abbracciate il cambiamento con gioia e gratitudine, poiché esso è un segno della mia benevolenza. Non dimenticate mai che siete amati e che ogni trasformazione vi avvicina a me. La vostra crescita è una testimonianza della mia presenza nella vostra vita. Insieme possiamo superare ogni ostacolo e celebrare ogni nuova opportunità che si presenta. Caro figlio, ti parlo oggi per ricordarti l'importanza della pazienza nel tuo cammino verso il recupero. Sappi che ogni passo che fai richiede tempo e dedizione, e io sono qui per accompagnarti in questo percorso. La pazienza è una virtù che ti permette di affrontare le sfide con serenità e ti insegna a trovare bellezza anche nei momenti di attesa. Io ti vedo lottare e comprendo le tue frustrazioni. Ma ricorda, ogni grande trasformazione richiede tempo.
Non affrettare il tuo progresso, ogni fase del tuo viaggio ha un suo valore unico. Ti invito a coltivare la pazienza nel tuo cuore, perché è attraverso di essa che potrai scoprire la forza interiore che ti guiderà. Quando ti senti sopraffatto, fermati e respira. Ricorda che io sono con te in ogni momento. La pazienza ti insegna a lasciare andare il controllo e a fidarti del piano che ho per te. Non dimenticare che anche le mie creazioni più magnifiche sono state realizzate nel tempo. Ogni stagione ha il suo scopo, e anche tu sei parte di un grande disegno. Non avere paura di affrontare l'incertezza, la pazienza ti offre la libertà di crescere e di imparare. Ogni giorno è un'opportunità per rafforzare la tua fede e per avvicinarti a ciò che desideri. Ti incoraggio a perseverare, anche quando il cammino sembra lungo e difficile. La pazienza è il ponte che ti condurrà verso la guarigione e il rinnovamento. Sii gentile con te stesso, e ricorda che non sei solo. La mia presenza ti sostiene, e la tua pazienza sarà ricompensata. Ogni piccolo passo che fai è un passo verso la tua realizzazione. Ti invito a celebrare i progressi, anche quelli che sembrano insignificanti. Ogni momento di pazienza è un seme piantato nel terreno fertile del tuo cuore. Infine, sappi che la pazienza non significa passività. È un'attitudine attiva di attesa, di impegno e di crescita. Ti esorto a continuare a muoverti verso i tuoi obiettivi, con la consapevolezza che il tempo lavora a tuo favore. Ricorda, la vera forza si manifesta nella calma e nella perseveranza. Io sono con te, in ogni attimo di attesa.